Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro Domenica, la trasmissione su Radio Bella e Monella dalle 10 alle 12 condotta da Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Bravissimo. Non avrei saputo dirla meglio. Ah, che bello, che bello. Io non so voi, sono passati ormai settimane dalla fine di Sanremo. Sì. Io continuo tutti i giorni a cantare un'unica canzone. Quale? Mi si toglie dalla testa, quella dei The Colors, quella che fa tu con chi fai l'amore. E perché sale come l'ascensore quando vengo da te. Anche Marco. Non svenire, siamo Però amici. sapete che c'è una spiegazione scientifica perché ci rimangono in testa le cose, le canzoni. Perché? Perché praticamente abbiamo una sorta di earworm, cioè Certo. dei vermi dell'orecchio, Come i detti vermi anche dell'orecchio. MIR. Ma lavate, Gaetano. No, questi attivano la corteccia uditiva primaria sinistra del cervello, Sì. che è una parte direttamente connessa al senso dell'udito. Ed è il motivo vermi. per cui tecnicamente e scientificamente in testa, nonostante la nostra volontà, ci rimangano delle informazioni, in questo caso la canzone. Posso dirti una cosa, Gaetano? dilla. Mi non capivo niente, Sì. ma mi fido. E quindi cosa possiamo dire? Tu con chi fai l'amore? E perché sale come l'ascensore quando vengo da te? Ragazzi, per me non avevi dei criceti in testa, ragazzi. Però tutti quanti hanno un verme nel cervello ed è il verme che li costringe ogni domenica mattina ad ascoltare Senz'altro domenica! Ragazzi, non so se anche voi avete lo stesso problema al Sì. mattino. Ma cosa dici sì che non lo sai, c'è qual è il problema? Ha detto se al mattino Ho sicuramente capito, io ce l'ho. ma conoscendo Pippo i problemi potrebbero essere molteplici, aspetta. capisci? Giusto. Il problema è svegliare i bambini ad un orario tale che ci permetta di arrivare puntuali a scuola. No, io per fortuna ho già superato questa fase. Io ho il problema che i bambini sveglino me per arrivare al punto. Esatto. No, allora abbiamo provato diverse tecniche. Voi dovete indovinare se è stato un successo o un disastro. Dai, O un vai, flop. O un vai, flop. spara. Pronto? Allora, prima tecnica: mettere la sveglia mezz'ora prima. Flop totale, Esatto, totale. ovviamente, disastro. anche perché il bambino è allineato al ritmo cosiddetto il ritmo circadiano, che voi Ah, ben beh, conoscete. certo, Certo, l'orario della luce, del Bravo, sole. quindi, in poche parole, Ma per chi ci hai preso? il problema vede che se è scuro stai in letto. beh, praticamente. Ok. Quello non ha funzionato. Sì. Seconda tecnica: fare leva sul cibo. Cioè gli dici, funziona. tipo, se ti svegli presto, cioè, Sì. dai che è pronta Sì. la colazione come piace a Funziona, te. sì, Se sì. può C'è un funzionare. Bravi, paninetto bravi. al cioccolato Sì. che ti aspetta. Sì. Esattamente, è successo, ma non C'è un problema secondo me. Bravo, che robe capisco. buone esegue che Fanno male. Esatto. Bravo. Non è che lo svegli dicendo c'è dello yogurt No. greco con del muesli senza No. glutine. E stai Secondo in me, letto, dopo un mese dei paninetti al cioccolato ti sveglia direttamente il dietologo. Sì, infatti, sì. noi l'abbiamo provato con uova e bacon ed è finito a 3 anni a pastiglia poi il colesterolo. Esatto, Però- non è il caso. Non però è il si caso. puntuale. Sì. Altra tecnica: risveglio luminoso, cioè perdere tutte le persiane e attaccare tutte le luci. Successo, attacco nemico, disastro, no, disastro totale. Il totale. bambino si nasconde sotto il piumino e dorme ancora. E poi inizi la mala giornata, sei nervoso, fastidioso. Ma e quindi Allora, la tecnica che sta funzionando da 3 mesi ininterrottamente è questa. Abbiamo capito che non è il successo di un bambino svegliarsi presto, ma è un successo di squadra, cioè tutta la famiglia si deve concorrere. Bravo, a svegliarsi presto. Traduci che non capisco. Quindi abbiamo messo sul frigorifero le caselle di tutti i giorni della settimana, Sì. caselline vuote. Quando arriviamo puntuali mettiamo una X. Se Bello. non arriviamo puntuali la togliamo. Ah. Se arriviamo almeno a 16 X in un mese, Siete allora stati ci bravi. diamo Bravo. un premio familiare. Tipo premio tipo? Gita in montagna sul bob, sulla caspita, neve, bello. gita all'acquario, mamma il castello di Harry Potter. Ma di che bello! Lego. Ma che Esatto, bello! voi ditosi, adesso siamo una famiglia puntuale, Eh. ma povera perché Ah, ecco. abbiamo mangiato tutti i premi.
Non è domenica, non è senz'altro domenica se non arriva a trovarci l'assessore Ciano Contini. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone all'ascolto. Benvenuto assessore. Partiamo subito con quello che ci scrive un ascoltatore. Che Dimmi, dice? Certo che l'assessore ha tanto tempo libero per poter essere lì tutte le domeniche mattina. Sempre solite storie sui sì, un po' politici. sì, un po' Allora, sì. non è vero che i politici non fanno niente, è ora di sfiatare questo tabù. Sfattare, perché Esatto. se lei ha intenzione di sfiatare non è il Lo luogo dica giusto. che apriamo le porte Esatto. dello studio. Esatto. assessore. No, guardate che se vi racconto la mia giornata tipo rimanete bigodini. Bigodini, Che certo. bigodini? No, sbigottiti, credo Esatto, non mai dire sbigottini. esatto. Comunque, tra l'altro, io credo che non ci abbia mai detto qual è il suo assessorato. Beh, diciamo che sono un po' un jolie, come dice? Angelina. Un jolie, un fanculum. Factotum, Johnny. Esatto. Facculum, sarei anche d'accordo, però credo che sia factotum Esatto. in questo caso. Ogni modo la mia giornata inizia più o meno così. Allora, al mattino è fondamentale per un politico la rassegna stampa. Quindi lettura dei quotidiani online. Sono ancora della vecchia scuola, preferisco recarmi in bar perché le notizie vere non sono quelle sui giornali, ragazzi, sono quelle della gente. Ah, giusto. E a me fonte principale, sì, un ometto del paese, sentiamo un certo Masin. Masin, cognome veneto, certo. Sì, cioè. E se grande, grosso e sa tutto di tutti. Io chiamiamo Masin Gazzetta. Per piacere, no, assessore. Masin Gazzetta. Sì, ho capito, sì. Allora, dopo essermi informato di buon'ora signor Masin. con Masin Masin Gazzetta. Gazzetta sui fatti del paese principali, verso le 12 mi reco in municipio. Cioè, scusi, Calma, ai 12, ma insomma un po' più veloce, magari le conviene andare. Tante robe da sapere sulla gente. Vabbè. Poi tante volte sai gli uffici del comune chiudono a mezzogiorno, per cui per potermi anche aggiornare col personale del comune ci tocca andare a pranzo insieme. Beh, ci tocca. Sono sacrifici. Tocca, consavuto. Comunque, sta in bar tutta la mattina, poi adesso va al ristorante. Cioè, quindi cosa fa? Parli come se pagassimo quei soldi dei cittadini, Gaetano. Guarda che qualche volta paghiamo di tasca nostra. Ma come sai? qualche volta? Sempre dovreste pagare di tasca Insomma. vostra. Poi il pomeriggio? Pomeriggio mi occupo di tutte le scartoffie, ragazzi. Ci sono un pasto ultimamente di nuovi discreti. Decreti. Sì, ci mettono un sacco di peletti da rispettare. Paletti. Abbiamo gli ispettori del mistero che Ministero. ci stanno col fiato sul collo, ragazzi. Ma guardi, non credo. No, soffiano, assessore, non Diciamo vogliamo saperlo. a soppiende carte da fare. Voi ragazzi ci credete che mi arrivano ogni giorno consiglieri, impiegati e il messo che mi portano un mucchio di carte da firmare e io sono là a firmare? Mi credete che io non so neanche a cosa che firmo, ragazzi? Sì, la crediamo. Assolutamente. A domenica prossima con l'assessore Ciano Contini. Senz'altro. Amiche e amici di Senz'altro Domenica, voglio condividere con voi un misfatto di questa settimana. Attenzione, Marco attenzione. si confessa in diretta radiofonica. Con un misfatto. L'altro giorno mi è venuto un dubbio. Quando scade la mia carta d'identità? Te ne domandi. Io me ne accorgo sempre, ho la certezza di accorgermene quando mi è già scaduta. Succede sempre no, ma questo. infatti mi era venuto quel momento lì, poi sì, per sì, fortuna no, scade nel 2028. Beh, dai, Sapete che ecco. dura 10 anni e adesso la fanno scadere il giorno del tuo Compleanno. compleanno. Nel mio caso scadrà sì, il sì. 26 luglio del Auguri, 2028. come regalo di compleanno. Lo sai che Stato andare in come regalo di comune. compleanno te lo fai poi in comune per rinnovarla. Cioè, ma te par normale sta roba qua? Grazie, Italia. Bellissimo. Allora mi sono chiesto, c'erano le carte d'identità nel passato? Perché Forse sì, un Non lo documento. so, perché cioè, così ero là che riflettevo. sì, ma sì, tipo bella un questa antico cosa. romano ce l'aveva la carta d'identità? Ma Ce l'aveva. Ce l'avevo. bello. Allora, nell'antica Roma, per dimostrare di essere cittadino romano, innanzitutto bisognava dichiararlo, proprio sì? oralmente. C'era una dirlo. frase di rito: civis romanus sum. bello, Sono bello. Quindi un cittadino romano, certo. Quindi oltre a questa autocertificazione orale, a cui tra l'altro si credeva se uno parlava un buon latino, vestiva la romana, certo. c'erano anche dei documenti. certo, non è che certo. uno. Tipo, non so, delle O anche pagava alla romana, no? C'erano ok. delle registrazioni audio, anche immagino di sta persona che diceva no, i no, comuni Nell'antica Roma non Nell'antica c'erano Roma. le e registrazioni. Gavarabu e music cassette metti. No, ma no, c'era uno che con lo scalpello, uno scriba, registrava tutto. Però No, c'erano due tipi di carta d'identità, una Sì. bronzea di bronzo, quindi per i soldati, invece un cittadino come noi, con le carte gold. bravissima, era un po' essere un Pokémon, quindi se avevi la carta gold eri un soldato, se invece aveva la carta di legno, la tabula di legno,
È un un cittadino cittadino normale. Normale, quindi. bello, dai. E curiosità che ho Sì. trovato leggendo questa roba, tale Gaius Adriano, cittadino romano del 150 a.C., sembra sia riuscito ad ottenere l'appuntamento per rinnovare il passaporto il 6 maggio 2025. Dai, che te la fai, Gaius! Ci sono frasi famosissime pronunciate in momenti iconici della storia, insomma, particolari. Senz'altro. No, Ciao, ogni persone. domenica mattina. No, sono frasi che ci piace citare tantissimo e spessissimo, tipo Houston. Abbiamo un problema. Bravi, quante volte l'abbiamo pronunciato? Un sacco di sì. volte. E in effetti un problema c'è. Eh. Che spesso citiamo queste frasi famosissime in modo sbagliato. Perché ad esempio la frase Houston, abbiamo un problema problema. non è stata detta così. In inglese è stato detto ok Houston, we've had a problem here, che tradotto significa ok Houston, qui abbiamo avuto un problema. Quindi è completamente diversa, ma non è solo questo, i film sono pieni Quindi di citazioni. scusami, non sei Houston, sei sbagliato. No. Bravo, È bella. I film sono pieni di citazioni che però ricordiamo male, citiamo malissimo. Dai. Tipo in Star Wars c'è una frase famosissima Sì. dove Luke e Darth Vader combattono naturalmente sulla nave e a un certo punto Darth Vader dice Luke sono tuo padre. No, Ma? la citazione corretta è no, io sono tuo padre. Ragazzi, io poi sono andato a ricontrollarle, sono verissime. E quindi, Tipo- sbagliamo a parlare. Karate Kid. Karate Kid. Dai la cera, Togli togli la la cera, cera. togli la cera. Bravi, qui sì, ma molti sbagliano, dicono metti la cera, togli la cera. Invece no, è dai la cera, togli la cera. no. Dai, Certo, cera, dai. Taxi Driver. Taxi Driver, Driver, lo certo. ricordate quando sta di fronte allo specchio e dice stai parlando con me? Ah, sì. In sì. realtà dice ma dici a me? No, vabbè. Lo so ragazzi. Beh, però sono proprio parlando con me. distantissime. Biancaneve e i sette nani, questa forse la Specchio, sapete. specchio delle mie braccia. No, Specchio, servo delle mie brave. Questa la so. Questa invece, secondo me, questa la conoscete. L'importante non è vincere, ma partecipare. E questa è giusta. Questa è giusta. Però è sbagliato. Però io so anche un'altra versione. Sì. Importante. Esatto. La ricordi, Pippo? Sì, me la ricordo. Ma non, Adesso, non so se la possiamo Non è dire. dicibile in FM. Vabbè, non importa. Dicevo che la frase è giusta, ma è sbagliato l'autore, che noi diamo per certo essere Pierre de Coubertin, Coubertin. ma in realtà lui la pronunciò citando invece un vescovo, ma dai. tale Talbot. Lui la Certo, pronunciò in avevo occasione visto anche delle tante macchine Olimpiadi. sue. No, non c'entra, non è la Talbot delle macchine. La pronunciò in un'Olimpiade del 1908, ma poi lui la citò come non sua. Lui disse è una frase di. Poi noi per pigrizia forse l'abbiamo accreditata a lui. Che è Quindi, più famoso. Bravo, facciamo molta attenzione alle frasi che diciamo. Certo. E quindi come possiamo concludere questo momento di Diciamo una cultura? frase di Leonardo da Vinci. Sì, che Restate con noi, ci sentiamo tra poco. Ma non l'ha detta Leonardo non da ha detto Vinci. così, ha detto aspettate un attimo, non andate via, non cambiate canale, rimanete sintonizzati con Senz'altro Domenica con Marco e Pippo, l'unico Tutti e due due che è un trio! Ragazzi, questa è una bellissima domenica. Bellissima Ma domenica. scusa, perché meravigliosa da che punto di domenica. vista? Dal mio punto di Ah, vista. ok, ma spiegaci perché, perché sennò. Perché 2 giorni fa ho sì? scoperto di avanzare insomma un rimborso di 1.000 euro, quindi mi sono arrivati 1.000 No, Che che bello! Questi sono i bei regali. Penso che mi sono contento. contento quando trovo 10 euro in tasca, delle tasche sì, Mi è Sì, arrivato un 1000 rimborso di euro. 1.000 euro, Che ragazzi. bello. Al Bello, che- bello. sapete cosa faccio? Cosa fai? Mi mancavano cambio la bicicletta, prendo la bicicletta nuova. Oh, bravo. bravo. Posso dire Bravo. che ci sta anche investire sulle proprie passioni. Quindi Ma grazie bravo. stato, perché con i 1.000 euro che mi hai ridato mi compro una bicicletta nuova. E aggiungo di più, è bello ogni tanto farsi un regalo. Bravo, Sai che è una bravo. cosa bella, cioè Guarda, regalarsi una cosa bella. Posso bravo, dire, bravo, ci ho bravo. pensato un po', ma. No, no, hai fatto benissimo. No, mi faccio un regalo, è una roba. Cioè, benissimo. mi faccio un regalo. Bravo, bravo. Potevo anche buttarli via ogni tanto. Ma no, sì, guarda, lo sai cioè, buttare via. No, guarda che mi sei no, buttato via. no, 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 È per te. sono utili. Dedicarsi in questo caso del sono tempo, utili. bravo. Posso raccontare una roba che non c'entra niente, però me ne Vabbè, complesso. sì, insomma, c'è il passaggio logico tra Vabbè. bicicletta e La vabbè. settimana sono stato in macelleria, ho assistito a una scena che mi ha fatto molto ridere. C'era una coppia Sì. e c'era lei e lui seduto Sì. e la Che non moglie partecipava alla spesa di mano. seduto vabbè, era lei che passivo. Era lei che sceglieva davanti a La moglie stava ordinando e quindi stava facendo
prepara la carne a macinare. A un certo punto però infastidita si gira verso il marito e gli fa: ascolta, al mattino non te vuoi niente? Ma insomma, Ma era là, magari. no, infatti, e lui fa: compro dei salsicce. Buone però, Sì. vabbè, però sono E la buone. moglie che ha risposto: demo e salsicce te vuoi? Dammi il petto di pollo. Ma come? Ma gli ha chiesto che ti dice dimmi cosa vuoi, poi lui chiede le salsicce e non gliele prende. No, ma Vabbè. infatti, dopo che fa? Dopo un po'. Ma sempre là sentamo, partecipa. Compra le costine di maiale. Demo le costine di maiale quando ho detto tempo di fare a griglia. Non ci Preso il polpettone. Non ci credo. No, ti giuro, la terza è stata. Ascoltami, te vuoi anche stare a casa o stai a stare là? Fuori. Dimmi cosa che te vuoi. Buonetto. E il marito gli fa: compriamo una fiorentina. Buona, Ma buona fiorentina! Dobbiamo essere buoni a cucinare la fiorentina, poi dammi 3 etti del coniglio. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Bellissimo. Però a me è venuto in vabbè. mente questo flash. Succede. Questi uomini in Guarda che balia. ti squilla. Sti mariti in balia. Scusa, scusate il tecnico, ti sta squillando il telefono. Ma scusa. Sti mariti in balia delle mogli, no? Sì, Sì, ma A infatti, volte ma vengono- c'è che ridere che mi ha fatto questa storia. Chi ti ha scritto? Metti in silenzioso però Sì, possiamo. sì, no, è la Martina, mia compagna. Ah, cosa Cosa dice? scrive? Che ha scritto. Sta ascoltando? Ciao Martina. Ciao Martina, ciao. Ah, 1.000 euro ti sono arrivati. Bello. Domani andiamo a prendere l'asciugatrice. Altro che bicicletta. Mi spiace Marchetto, mi Dai, spiace. dai. Ma sai cosa ti posso Beh, ma dire? Non so se serve. sei d'accordo con me Pippo. Sì. Che alle volte andare in bicicletta, no? Sai che dopo sei tutto sudato e tocca lavarla la roba. E dopo? E dopo? bisogna anche asciugarla. E bisogna asciugarla. Certo, e quindi serve l'asciugatrice Serve Marco. l'asciugatrice. Avere la bicicletta. Ah, Poveretto. Radio Belle Monella, sempre senz'altro domenica, sempre in nostra compagnia. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Ah, vi ascolto la domenica mattina. Bravo, per forza di cosa dovresti ascoltarci. E tra l'altro, se ci ascoltassi tutte le domeniche, scopriresti un sacco di curiosità. Una su tutte, qualche giorno fa è stato il compleanno simbolico, insomma, del simiotto più famoso del mondo. No, Auguri Pippo! No, è dicembre il mio compleanno, No, ragazzi. beh, allora Pippo è un simiotto, ma nel senso È cioè, il mio a luglio però. è anche il mio agosto, ma non stiamo parlando di noi tre, sto parlando del simiotto più famoso, cioè è King Kong. King Kong, Kong, perché certo. appunto a marzo del 1933 venne presentato per la prima volta a New York il film King Kong, realizzato con $670.000. Tanti? Sì, più o meno, insomma. All'epoca sì. All'epoca sì, incassò $1.700.000 di dollari, quindi tantissimi. Sì, quasi il doppio. Quasi il doppio, abbiamo non visto. tanto. Poi vi ricordate un po' la trama, ve la ricordate velocissima, La insomma, trama- spedizione di studiosi in una lontana e sconosciuta isola, Sì. cattura un gorilla gigantesco e cosa fa? Lo porta a New York. Certo. Le cose non vanno benissimo. Dei geni. Dei geni, dei dei geni. geni. Oh, che dire, dentro il costume del primo King Kong c'era Everett Brown che 6 anni dopo interpretò Big Sam in Via col Vento. Ma dai. Sì. E voi sapete qual è la canzone più famosa su King Kong? No. È degli ABBA e si chiama King proprio King Kong Song. È vero, è vero. sì, Ma sì. quante cose scopriamo? Assolutamente, questa e tante altre curiosità nella seconda ora di Senz'altro Domenica, parola di 3 simiotti come noi. Ragazzi, è finalmente arrivato il momento dell'oroscopo col nostro guru indiano Ramen Hafazoi. Ma voi sembra che noi abbiamo un guru che si chiama Ramena Fasoi. Ramen Hafazoi, Marco, Ramen Hafazoi, dai. Prego, maestro. Prego, maestro. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ecco i 6 segni zodiacali dell'oroscopo di Ramen Havasoi. Scusa, Prego, gli maestro. altri 6? No, era nuvoloso, non ho potuto vedere gli astri. Sei onesto, guarda che tanti si inventa, se no lui, Lui no, lui no. no, Lui legge gli astri. Leone, provi affetto per un tuo collega, ma lui non ti vuole? Ah. Provi ad avvicinarti, ma lui non ti guarda. Ai. Provi a baciarlo, ma lui ti respinge? No. Prova con un altro. Sì, beh, a questo punto scusa. Conviene. Toro, per lui. Spesso ti trovi solo in una stanza e preghi di trovare una partner adatta a te. Tranquillo, con Urano a favore, presto lo troverai. Vedi, dai che Urano. Sembra serio questo Questo però, pare, Bilancia, per lei. Spesso ti trovi sola in una stanza e preghi di trovare un partner adatto a te. Che però Se sembra... Urano non fa il bastardo, ti porta nella stanza del toro. Dai che combiniamo e sto mese magari se trovi- No, se trova. Se trova trova l'amore. l'amore, se Ah, trova ecco, l'amore. sì. Pesci,
seconda stella a destra, questo è il cammino. Sì. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. E questa l'ho già sentita. Ma che oroscopo non so. Acquario, per te amica dell'acquario, se l'Eros è venuto meno, o tuo marito si chiama Eros, oppure è un problema che pensiamo a te. Gemelli, per le donne, settimana di esplosività sessuale. E per i maschi? Ippi puro! Qui a Radio Bella e Monella vogliamo darvi strumenti utili per affrontare la settimana. Oltre all'oroscopo del Assolutamente Menafasoi? sì, perché in molti tra gli ascoltatori hanno dei figli giovani, che so, preadolescenti Sì, o adolescenti. Voi certo. sapete da quanto parte la preadolescenza? 14 14 anni? mesi. Ah, ok. Ormai 14 14 mesi. I preadolescenti e gli adolescenti hanno in comune soltanto una cosa: parlano che non si capisce niente, giusto? sì, questo è vero. Quindi ci siamo fatti un piccolo dizionario di termini utili, non tanto per fare i giovani con i vostri figli, ma più che altro per capire che caso che i dite. Ma Scusate, perché su questa cosa mi tocca particolarmente. Pro, stai calmo. Esatto, bravo. Torna quindi la rubrica Torna a casa lessico. Le parole da imparare oggi sono trollare. Rollare. Che significa provocare qualcuno, ma anche prenderlo in giro. Esempio, Deriva da troll, forse. Bravo, da troll. Ma lascia stare, ti sta trollando. Cioè ti sta prendendo in giro. Bravo. Oppure per trollare il tipo che odia, mette un emoji che ride sotto ogni post serio che il bro scrive. E questa è già Non più potrei complessa. mai farcela. Questa non è già potrei. più complessa, Esatto. ma vabbè. perché- Trollare abbiamo capito. Bravo. Certo che i troll sono fastidiosi, per quello forse. Sì, adesso io guarda, adesso mi stai facendo delle domande che non posso. Vabbè, comunque trollare, flame è l'altro termine. Certo. Flame. Nell'ambito dei Flame social è media. fiamma. Sì, fiamma. Nell'ambito dei social media è una dichiarazione spesso intenzionalmente provocatoria ok. che scatena una polemica. Seria Foghi, in pissare foghi. Praticamente solo che il pissare fuochi non sei giovane. Flame. Flame. Quindi un giovane potrebbe dirti: evitiamo flame che oggi mi girano le scatole. Evitiamo flame. Capito? È Esatto. bella però flame. Sì. Bello, mi piace. E poi c'è l'ultima parola che possiamo imparare è bait, che significa esca. Esca. E, e nel linguaggio di internet e i social media si riferisce a un messaggio o un'opinione pubblicati con lo scopo di provocare delle discussioni o litigi, quindi un flame. Capito? Infatti non era flame. No, questo No, serve, è però l'esca, è il questa è messaggio l'esca. che scatena la flame. Ripetimi come si dice? Bait. Bait. Esatto. Quindi butto un bait per provocare Bravissimo, una flame. bravissimo. Vedi cosa, ad È esempio, solo da sperare che non arriva un troll che gira i minuti, ragazzi. Qua si complica la roba. Dimmi che adesso si gioca, Marco. No, Dimmi che hai preparato un quiz. Ti prego, dimmi che non si gioca. Questa mattina non abbiamo ancora giocato e allora e con allora- i nostri ascoltatori che giocheranno Appunto, a ma- casa ma e giocate- con noi che no. giocheremo in studio. No, giocate con loro, perché dovete giocare con me, che io non me ne fate vincere una, lo fate Ma apposta. anche stavolta, Gaetano, perderai con Appunto, vedi? le leggi più strane del mondo. Vabbè, Io vi vabbè, dirò vabbè. una legge e voi Sì. dovete dirmi se è vera o se è falsa. Ok, ok. Dai. Esiste o non esiste? Dai, vai a legge le legge. Ora ve le legge. Ad Honolulu, capitale delle isole Hawaii, Sì. è illegale cantare ad alta voce nelle ore successive al tramonto, quindi niente karaoke. Falso. Vero. Vero, ed è vero. ed è vero. C'è una cosa simile, se non mi ricordo male, in una delle puntate di The White Lotus, la serie TV. No, non Cioè, conosco ragazzi, The White Lotus, ma mi fido di te guardatela perché perché sei è quello che ha più buon tempo, ricordiamolo, e quindi The White Lotus. Vai. In Tennessee è vietato. Ah, beh. In Tennessee. Tennessee. Ok, salutiamo anche gli amici di Chattanooga, Tennessee. In Tennessee è vietato guidare mentre si dorme. Beh, direi adesso. Io Falso. direi che è vero, però. È vero. Beh, Ma secondo ma te? hai capito le leggi più strane? Ma ho capito, È ma vero, è strano doverlo dire, cioè Stanno questo è. legiferare che tu non puoi dormire al volante, scusami. Vabbè. Oh, sentite questa, vediamo se è vero o se è falsa. A Samoa è illegale dimenticare il compleanno della propria consorte. In questo caso la moglie può chiedere tranquillamente il divorzio. Vero. Allora, io
spero sia vero perché sarebbe un'ottima opportunità, ma credo che sia falsa, secondo me sia E falsa. invece è vera. È vera, E quindi vedi, siamo Samoani. 2-1 per Gaetano. Samoani sono intelligenti. per Comunque quello- sei una persona brutta che ha pensato che sarebbe un'ottima opportunità. Esatto. E posso dirti che è il primo pensiero che ho fatto Allora vedi, siamo due Invece brutte persone. Si chiama Samoa proprio perché quando succede questo è Samoa. Guarda, va avanti con la prossima. 2-1 Poi per ce ne me. sarà un'altra. Anzi, andiamo a chiudere con Vai, l'ultima. vai. In Utah si può sposare la cugina, ma solo se. Aspetta, già su Utah secondo me. In Utah si può sposare la cugina, ma solo se si è entrambi di età superiore ai 65 anni. Vero? Allora, direi che è falsa. Ed è vera! Ah! Ed è Che ho fatto segno di no per darmi un suggerimento Perché sbagliato. degli anziani si aiuta Ma per piacere, la sapevo e mi ha detto il detto in Utah. Utah, te che Sì, Utah, sì, Utah. Orianda, la rubrica Spunti a lunga conversazione a cura di Pippo del gruppo comico Marco e Pippa. Ti piace la sigla? Assolutamente no. Con questo megafono finto tra l'altro. Ecco. Allora, punti a lunga conversazione. Sì, allora si stava parlando di linguaggio, prima il linguaggio dei giovani. Io all'interno delle mie mura domestiche ho un problema anch'io di linguaggio perché la mia compagna, essendo siciliana di Messina, Si tante sente che c'è volte- per l'accento. guarda, sei tutto imbastardito Cioè, proprio. tante volte ci sono delle parole che lei utilizza in maniera inappropriata, secondo me. Allora, Vi faccio degli esempi. Conoscendoti e conoscendo come parli può essere il contrario. Allora, Lo adesso- scopriremo adesso. Per esempio, amore, devo dare l'acqua ai vasi. Dove hai messo la pompa? E a me chiede, e mi penso, ma è a pompa, cioè, cosa sei a pompa? Deve gonfiare La bomba, magari la bicicletta. Credo che sia la Infatti, bomba. invece è la gomma, la canna Però dell'acqua. sai che questa al sud in effetti ha Voi del sud la usate spesso. No, io non sono del sud, ma i miei Ma sì, e quindi so che la pompa è quella. pompa sì. un'altra. Oppure, amore, sto preparando la borsa per la piscina, mancano solo le tovaglie. Da fare un picnic. Ma infatti, Esatto, la prima qua domanda è qua no, è le vero. hai ragione. tovaglie secche per lei sono Gli asciugamani. gli asciugamani, i telimare. Perché al sud mangiano in spiaggia Forse e se per utilizzano probabilmente Non per so, quello. non so. Adesso non è, cioè potrebbe avere un senso. Oppure- Beh, io per esempio a casa ogni sera preparo la tavola e metto il telomare. Ah, vedi? Però io intendo la tovaglia. La tovaglia, io ti Sì, strano vabbè, anche però strano, perché- sì. esatto, cioè. Oppure, amore, ho caricato il passeggino nel cofano. Cioè, come che No, ho fatto ok, metterlo nel cofano? no. Esatto, in questo Magari caso con la Tesla. No, Magari la Tesla sì, perché il spazio davanti ce n'è. Un maggiolino Esatto, no. Una Ferrari. No. E intende intende il il baule baule, e il cofano, certo. se manca più che siete dei problemi Sì, di sì. compressione così. Sì, ma che Comunque, dei problemi. Ora, anch'io se ti ha scelto come suo compagno di vita, con problemi sono sono alla base, insomma, però molto. anch'io ho difficoltà a farmi capire perché Questo è anche chiaro. noi abbiamo parole con utilizzi diversi Tipo? del tipo, facciamo un esempio. Amore, lanciami una borsetta che vado a fare a spesa. No. A borsetta? Non esiste a esatto. borsetta. La busta della spesa. La busta della spesa. Sì, Però così c'è una a parola più borsetta. bella in Veneto. E a E a sporta, sporta. infatti. Oppure, amore, andiamo a mangiare da mia mamma che ha fatto un pasticcio. Cosa ha combinato? Perché pasticcio non esiste, che sia La lasagna, la lasagna, è vero. Cioè, So, però qua insomma culturalmente. amore, La butta lasagna per noi in realtà è la tagliatella. hai capito? Sì. Hai capito? Oppure, amore, butta la pasta che l'acqua bolle. Perché la devo buttare? Ah no, cala la pasta. Cala la pasta, Cala ma la se puoi sentire. Insomma, chiudo con una bellissima frase sui dialetti. Ogni suono dialettale è un colore che dipinge la nostra identità, un dipinto che si tramanda nel tempo. Torna a trovarci da noi la nostra Elsa Fagin. Ma dai, sono qui anch'io, buongiorno. No, è proprio lei, parlavamo di Sempre. lei. Torna Ah, a trovarci sì, la sì, nostra sì, Elsa sì, Fagin sì, e sì, quindi... sì. Di che cosa parliamo oggi, Elsa? Ma sai che non lo so. Ah, No, ottimo. come? Scusa, lei è qua ospite, deve Non saperlo. sono riuscita a preparare una rubrica perché Ah. sono troppo stanca e questa settimana ho iniziato ad andare in palestra. Ma dai. Quindi vuole rimettersi in forma. No, accompagno la mia nipotina. pareva strano. Portala, aspettala fuori un'ora e mezza, 3 volte Sì. a settimana, è stancante. bene, Allora vado certo. in pasticceria e tra mignon, cappuccini, No, pasticcini e ma non è. cioccolatini me la passo via. Cioè, scusi, ma 3 volte a settimana sta dieta questo oggetto? Eh sì, ma, no. sì, Vabbè, perché scusa, non si iscrive anche lei in palestra? infatti. Cioè, almeno vi allenate insieme con la sua nipotina, può essere anche bello. Scusate, ma una si iscrive in palestra per diventare più bella
A me cosa serve? Un miracolo. No, Pippo, per piacere, maestra. Pippo, no. Ma quindi lei non è in ansia per la prova costume, per esempio? Amiche e amici, allora può dirsi ufficialmente concluso il tempo limite dei preparativi per la prova costume. No, insomma, già. ma- Se vuoi essere in forma per l'estate devi iniziare a settembre, massimo ottobre dell'animo Beh, prima. insomma, dai. L'ultima chance se ci dai dentro è inizio gennaio. Ah, sì? Periodo notte per pagare l'abbonamento a palestre che non ti vedranno mai. Questo è Quindi vero. dice che siamo in ritardo. Ma è tardi, è troppo tardi. Quindi se volete essere in forma lasciate stare e puntate tutto sul 2026. Ah, addirittura. Oppure mettetevela via e puntate tutto sulla reincarnazione prossima. No, beh, no. drastica. Secondo me è Sì, meglio. Secondo me. Elsa, possiamo dire che non importa quando uno inizia a fare attività fisica, che l'importante è iniziare. Bravo. Bravo. E poi vi ricordo che noi siamo belle come siamo. Bravo. E che l'estetica non è la persona. La persona è dentro. sì, Essa è stessa è il non il fuori, ma è il dentro. No, e aspetta, penso sì, che no. questa cosa sia chiara. Sì, è chiarissima, devo Insomma, dire. Chiarissima. vabbè, comunque è arrivata una domanda per lei, Elsa. Ci scrive Sandro Subito. Ah. Sandro Subito. Sì. Sandro subito. Sandro subito. Vabbè, Sandro Subito ci scrive: Elsa, io mi vergogno perché non sono in forma e non vado più al mare. Ah. Però io amo il mare. Cosa posso fare? Beh, ci sono alcune soluzioni, Sì. Sandro subito. Brava, Allora, sia concreta. sì, 3 soluzioni. Sì. Uno, vai in spiaggia 2 settimane a gennaio. Beh, insomma, non trovi è- poca gente che ti No, guarda però- nelle giornate di nebbia puoi stare in costume senza Vabbè, vergognarti. ho capito, però non Amore è del proprio il freddo. 2, massimo. vai al mare alle 2 di notte. vabbè, ma- Diminuisci il rischio di insolazione e trovi anche meno ressa. Questo è vero, questo è vero. Ma è vero cosa? 3, vai al mare e parla con la gente sempre contro il sole. Quando ti parlano rimarranno accecati e non potranno più guardarti. Questo è un ottimo spunto. Oppure mi permetto, Sandro, vai in palestra 3 volte a settimana. Sì. Bisogna vedere se ha una nipotina da accompagnare. Ah, ecco. Sandro, se ce l'hai ti aspetto in pasticceria là davanti. Brava Elsa. E anche questa puntata di Senz'altro Domenica termina qui. Sì. È un po' come sì, quella sì. promozione Termina domenica. Più o meno. Più o meno. Però la differenza è che se voi volete riascoltare la puntata Come si potete fa? andare sul sito di Radio Belle Monella oppure sul nostro sito www.marchepippo.com e cercare il podcast. Bravo. Podcast a voce del verbo. Figurati se vi ascolto la domenica mattina. ma- Io vi ascolto dopo. Ma perché sta gag Ogni volta devi sta cosa, vabbè. Invece noi amiamo chiudere anche con una citazione, una bella ispirazione per voi. Quest'oggi la frase è di Khalil Gibran che dice: le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Bella. E questa è una grandissima citazione in chiusura di puntata e vi auguriamo che questa sia una grandissima domenica per voi. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao da Marco. Pippo. Gae e Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio! Everybody move it.